Noi qui siamo ai Quartieri Spagnoli a ridosso di via Toledo. La famiglia Loia si trova ai Quartieri Spagnoli in questo bar dal 1980, però il bar nasce nel 1952, quando venne praticamente creato questo edificio, perché questo edificio fu abbattuto nella seconda guerra mondiale, fu abbattuto nel 1952, fu ricostruito e c'era un bar che si chiamava Barra Prea. Il nostro padre nell'80 diciamo lo acquistò e dall'80 che ci siamo noi, io, mio fratello e mia sorella. È nato in questo bar a 6 anni, 7 anni, già stavo qui in giro per i bar, per i quartieri, piccolino, bambino non di strada ma di casa perché di buona famiglia ancora tutt'oggi. Vabbè, niente, stavo qui fuori a giocare a pallone da piccolino, già ai miei 7-8 anni, ed è stato allora che ho iniziato a frequentare il mio quartiere, i Quartieri Spagnoli, fino a poi quando ho avuto i miei 11-12 anni ho già iniziato a lavorare qui nel mio bar, che la mattina andavo a scuola alle medie, il pomeriggio venivo al lavoro. Il caffè per me ci sono nato nel caffè, da piccolino l'ho sempre bevuto, il caffè lo bevo di mattina, di pomeriggio, di sera, di notte, bevo caffè lo bevo corto, lungo, ristretto, macchiato, tutti i tipi, perché, o forse perché comunque a me il caffè piace, il caffè penso che sia una bevanda calda che va accompagnata con tutto, non è mai un momento non idoneo per prendere un caffè, a volte anche il giusto momento per scambiare due chiacchiere con una persona che non vede un po' di tempo, dici ci andiamo a prendere un caffè, poi magari non prendi neanche il caffè, bevi un'altra cosa, però l'input è quello, andiamoci a prendere un caffè, giusto per scambiare due chiacchiere con un amico che magari non vedi da tempo. Per me essere barista una cosa è un lavoro che il barista non puoi farlo perché ti trovi lì a fare il barista, no, il barista lo fai perché ti piace proprio il fatto di fare il caffè, di stare a contatto con le persone, stai su un luogo di lavoro dove magari hai a che fare con persone di tutte le religioni, di tutti i colori, di tutte idee politiche, idee calcistiche, quindi hai a che fare con tutti, con il ricco, col povero, col bello, con tutto. È proprio l'ambiente del bar che diciamo che è bello. Il barista diciamo in sé per sé secondo me è un lavoro che se lo fai perché ti deve piacere proprio di farlo, non puoi farlo perché sei costretto, no, lo fai perché ti piace farlo. Ok, vi ho spiegato un pochettino come funziona il bar, il barista, il caffè, le miscele. Per piacere mio vi aspetto per prendermi un caffè a Napoli, ai Quartieri Spagnoli.